È un piacere raccontare di Confindustria perché quando mi trovo in occasione di incontri con altri imprenditori devo esprimere quello che è l'entusiasmo che io vivo giornalmente nell'attività che svolgo all'interno di Confindustria. È un mondo particolare, è un mondo serio, rispettoso, apolitico. Certo, nonostante il periodo difficile, Confindustria Verona è un'opportunità per le aziende di dare una mano alle problematiche che sono tipiche di questo periodo. Siamo riusciti in questi anni a raddoppiare il numero degli associati, a portarli a oltre 1.600 e a 64.000 addetti. Si sa che i problemi in un momento di contingenza particolare sono in particolar modo sulla finanza, sul commercio, e Confindustria Verona con il proprio network è in grado di offrire delle opportunità di accordi con gli istituti bancari, di accordi con le camere di commercio estere per rendere più semplice e più facile anche alle piccole e medie aziende andare all'estero ad esportare i propri prodotti. Oggi penso che il network che è stato costruito con Confindustria in Italia e in particolar modo a Verona sia fondamentale per ogni azienda sul territorio. Un'azienda che vuole sviluppare le proprie attività, che vuole essere presente, che vuole essere attiva, deve assolutamente essere iscritta a Confindustria. Noi di Confindustria possiamo solo che guardare al futuro molto complicato, molto difficile, molto laborioso, però sicuramente positivo. Oggi noi stiamo dando degli strumenti agli associati per riprendersi, per ripartire, per creare nuove opportunità, e penso che questo sia il lavoro che noi tutti dobbiamo fare.